Allora, mi si chiede cosa cambierà dopo questa grande crisi derivante dal coronavirus. Beh, gli argomenti sono molteplici, però siccome io faccio l'architetto, cercherò di ragionare brevissimamente su come potrebbe cambiare nell'ambito del progetto. Beh, in questa situazione due sono come dire, i luoghi dell'architettura che sono stati più presi in considerazione, utilizzati in maniera anche molto, molto vasta. Sono gli ospedali e la casa. Ora, evidentemente, credo che quello che sia importante pensare di introdurre nell'ambito della progettazione in generale, ma in particolare su questi due temi, la casa e gli ospedali, un concetto di flessibilità. Abbiamo visto che in qualche misura nell'ambito degli ospedali c'è stata un'enorme attenzione e progettualità per intervenire nell'ambito dell'emergenza. Ecco, questo sicuramente sarà un segno che un'esperienza che potrà dar luogo al miglioramento degli assetti, dei luoghi di cura, pensando appunto che la flessibilità deve essere uno degli elementi che possono intervenire con grande rapidità. L'altro luogo che tutti quanti stiamo frequentando in maniera costante è la casa. Nella casa, se le case non sono ben progettate, indipendentemente da come le si usa, con la cultura complessiva nel modo d'uso di questo luogo, sicuramente ci stiamo accorgendo che si possono fare molti miglioramenti, specialmente chi lavora nell'ambito dell'edilizia economica e popolare, nell'edilizia non privilegiata. Ecco, penso che anche all'interno dell'ambiente domestico pensare a introdurre elementi di flessibilità e introdurre soprattutto la tecnologia, che può aiutare moltissimo nella gestione della vita quotidiana, penso che sia un altro aspetto fondamentale. Per ultimo vorrei citare il design inteso in senso più ampio. L'esempio della riconversione delle maschere subacquee per farle diventare respiratori adatti al recupero dei malati più gravi è un esempio di riconversione, di redesign che credo caratterizzi moltissimo anche la nostra capacità, vorrei dire anche italiana in questo caso, dove il design ha delle tradizioni eccellenti, per adottare una flessibilità culturale nel progetto.